Il presidente del Veneto, Luca Zaia, indirà il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre durante la prossima seduta della Giunta regionale. La delibera è pronta, annuncia, manca solo la data della consultazione, riguardo alla quale ho chiesto un'analisi per valutare i pro e i contro ed evitare sovrapposizioni con eventi come la regata storica. Confermo l'ottimo rapporto col sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, puntualizza il governatore, ma il referendum non è in discussione. Questo è un impegno che ci siamo presi e fra l'altro è un adempimento rispetto a quello che dice il Consiglio regionale, che dà in capo a me e quindi alla Giunta l'obbligo di fissare la data per la consultazione. Data che difficilmente verrà fissata prima dell'estate, considerando l'appuntamento con le elezioni amministrative. La consultazione slitterà quindi all'autunno. Scettici gli esponenti dei comitati referendari che accolgono con cautela la buona notizia, visti i precedenti di annunci poi smentiti da parte di esponenti della maggioranza in regione. Prendiamo atto di questa ennesima rassicurazione, ricordiamo solo che noi avevamo chiesto il referendum già nel 2014, 2015, 2016 e 2017 e dopo non si è tenuto. Aspettiamo i dati concreti, la delibera di indizione vera e propria. Sul referendum pende tra l'altro il ricorso al TAR presentato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma Zaia ha precisato che la regione andrà avanti comunque. Sicuramente il percorso al TAR è estraneo rispetto alla valutazione politica che la regione deve fare. Questa valutazione non può prescindere dal fatto che Mestre e Venezia sono allo sbando. Ormai bisogna assolutamente risollevare la situazione prima che sia troppo tardi. Stiamo andando avanti con lo stesso modello organizzativo del comune dal 1926, è l'unico comune, quello di Venezia attuale, in cui sembra che sia un valore mantenere tutte le cose così come sono.